Ciao tifosi del Napoli, se ami davvero il nostro club, lascia un like al nostro video e iscriviti qui così rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli! Il Napoli vuole rinnovare il contratto di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante e portiere italiano, come riportato da Giovanni Manna nell'intervista di ieri a Sky Sport. Come riporta l'edizione odierna del Mattino, il georgiano ha un contratto fino al 2027 con uno stipendio di poco più di 1,5 milioni di euro, gli mancano ancora 3 anni ma chiede un aumento importante, visto che in estate il PSG gli aveva proposto un buon affare 11 all'anno. A giugno De Laurentiis e Manna fecero un blitz in Germania, dove Kvara era impegnato in vista degli europei, proponendo un contratto da 5 milioni di euro l'anno, ma Mamuka Ujeli, il suo agente, tardava a chiedere una somma intorno agli 8 milioni di euro l'anno. Stagione. C'è ancora distanza, perché o Kvaratskhelia accetta l'offerta del Napoli oppure mantiene le condizioni attuali. Nelle prossime settimane si prevede una svolta importante su questo tema. Qual è la tua opinione, tifosi del Napoli? Dobbiamo rinnovare con il nostro giocatore o no? Lascia la tua opinione qui nei commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale.